Divertita? Molto, una bellissima fiera, tantissima gente e una bellissima giornata. Un modo anche per riconciliare il Friuli. Sicuramente, ci si ritrova in una giornata di festa, si sta bene e si sta in compagnia. Bisognerebbe ripetere, no, questa iniziativa. Beh sì, intanto viviamola così e sicuramente più ce n'è meglio è. Senta, una banda di matti qua, no? Comandi? Una banda di matti. Insomma, non si male, dai. Ma basta stare insieme, no? Sì, basta la compagnia. Giornata, tanta gente anche, quest'anno penso che sia anche se una 6 giorni molto lunga, però è molto partecipata dalla gente, quindi la vedo bene, spero bene, no, ma gli ultimi 2 giorni è andato benissimo, quindi bene. Si promette bene anche perché insomma c'è tanta carne a fuoco. Sì, ci sono tanti spettacoli, poi anche le associazioni del posto hanno dato il loro contributo, sono stati veramente bravi anche nell'organizzazione, anche ti dirò anche sul problema chiusure, non chiusure, musica, sono stati veramente bravi, quindi un plauso a tutti quelli che hanno organizzato. Senta di questa manifestazione sempre in. Sì, guardi, però la signora che viene sempre, la padrona è con la signora, forse è meglio che... La signora che lo dice? Sì, contenti, c'è tanta gente, bel movimento, il tempo è bello. Quella è la cosa importante. Esatto, speriamo che continui così, che la gente compri. Ma si sa che qua c'è la particolarità, no? Certo, questa è una festa abbastanza rinomata, quindi attendiamo più persone possibili, dai. Va bene, signor? Benissimo, grazie, sì. Lo so, tutto a posto. Allora potete dire che ogni volta è una manifestazione che funziona. Ma dopo 40 anni che sin qui voglia che dire il contrario? Non sono 40 anni che fanno il gelato di cose. È di snappa, Sempre. Ma che snappa è giusto o che... Snappa è giusto. Anche un particolare, no? Per tenere viva la tradizione. Forse, non fanno sempre che robe scano, ogni anno. Ma è una bella festa che stanno. Colle bene, perché sono 6 giorni, no? Benon. Bene. Buon lavoro. Grazie. È andata bene quest'anno? Benissimo, bello come ogni anno, veramente. Una Ti sei divertita, no? Beh, figlio o non figlio, la Fiera dei Santi è la Fiera dei Santi, dunque anche per me che vengo da fuori è una feria molto sentita, che Rivignano è un bellissimo paese, quindi molto... Dunque sei contenta perché comunque va? No, va alla grande, va bene, come ogni anno, anzi quest'anno forse anche meglio, dai, contentissimo come ogni anno, insomma. Buon divertimento. Grazie altrettanto. Allora, si trasdete da che fasi i chialzas, qualche donna dice anche che si va a mettere a posto di scarpe, allora siamo molto isolati. Benissimo, sì. Siete contenti? Molto felice. Ecco, tutto dopo si coreano per mettere a scarpe. Sì, fa di tutto. Il chiagliare. Il chiagliare, le commedie ma anche calfase, scarpe. Perché sa metti la gusella tal momento io. Bravo. Io dal chirurgo. Sì, esatto. E la verità è che tu giocavi alla Lego chirurgo e hai imparato da lì. Ho imparato da lì, altro che ero lì. No, comunque bene. Vedo molte persone, no? Guarda, c'è stato veramente un grande afflusso di gente, molta gente interessata proprio all'idea dell'artigianato, che è una cosa che per fortuna sta riprendendo ed è stato gratificante. È una cosa importante. Senti, Corei, scatti dove arrivi? Coreani? I Corei sarebbero venduti dalla Toscana, esclusivamente con vegetale, sì. Ma non si toglie come tanta qui. No, non si toglie. Sento le particolarità da scarpe che tu fai? Io faccio qualsiasi tipo di scarpe che il cliente domanda, se rendi soddisfatto tutte le esigenze del cliente. Sì, il chiagliare. Il chiagliare di Rivignano, di Fronaglesi. Mi raccomando, venite a tavola. Sì. Made in Friuli. Made in Friuli. Venite, mi raccomando. Per Natale. Per Natale a prendere i regali, a ordinarli, venite, noi vi aspettiamo. Chi da banda sono pronti? Tutto pronto, abbiamo tutto a posto, sì. Per suonare bene, mi hanno detto, no? Vengono di suonare. Lo sai, dove li mangiamo? Dove di mangiare, chiosco per posto solo per la mangiativa. Do di petto o il fa minore?
No, Petro Doca. Confermiglielo. No, io non sono, fai solo parte della banda. Hai capito. Come Sostenitore. Sostenitore. Esatto. Sostenitore, pazzesco che bisogna sostenerlo. Bisogna sostenere, sì, è una tradizione importante, sta andando bene, migliorato ancora dal posto dell'anno scorso, quindi è migliorato e stiamo migliorando ancora. Insomma, è già per il 2017 lavorare. Già prospettive si buone anche per il prossimo anno. Bene. Grazie. Siete dietro le quinte invece come sta andando? Dietro le quinte sta andando bene. Siamo venuti qua per la prima giornata, speriamo lavoro ce n'è e speriamo che nei giorni prossimi sia anche meglio. La Zucca vincitrice. Esatto, questa è la prima classificata al primo concorso di Scavo io la zucca organizzato dalla Proloco di Rivignano. Un po' il naso particolare. Sì, però diciamo che ci ha molto colpito questa lavorazione perché proprio sembra parlare, comunica molto evocativa. Senti, perché la scelta della location, ma soprattutto di fare la zucca quest'anno? Allora, solitamente negli anni passati era la Proloco appunto a scavare tutte le zucche per poi addobbare la piazza. Quest'anno però abbiamo detto, ma perché non provare a coinvolgere la comunità? Vediamo come risponde. E dobbiamo dire che siamo rimasti molto soddisfatti della partecipazione che c'è stata. Infatti l'affluenza è stata molto intensa e addirittura 32 zucche e per essere alla prima edizione ci possiamo ritenere veramente contenti. Insomma, mettetevelo nella zucca. Esattamente, no, ma guarda, volevamo provare perché in realtà tante persone magari nel loro piccolo scavano la zucca come abitudine. Noi abbiamo detto proviamo a portare ciò che è anche tradizione casalinga in piazza e per fortuna insomma è andata bene. Perfetto, complimenti e il prossimo anno ci sarà qualcosa di particolare. Allora, di sicuro perfezioneremo ciò che abbiamo iniziato quest'anno, quindi questo concorso si riproporrà e anche i laboratori creativamente che avevamo fatto in contemporanea per i bambini qui in piazza, in fianco appunto a dove scavavano le zucche, quindi anche quello insomma continuerà. Poi se ci saranno altre novità particolari lo scopriremo più avanti. Allora Vitale, questa bella donazione che tu hai fatto alla comunità di Marian con chi scrocifesse in len, troppo di lavoro? Ma praticamente sarà stato una settimana e così, no? Perché nella cappella lì del cimitero è stato fatto un furto di un crocifisso. Io sono andato col plevan e mi ha detto prova a fare tu, ma ero un po' perplesso perché avevi paura che tu faccia la musica di Cristo, no? Dopo mi dice, no, tu puoi fare la musica che tu vuoi, e ho tentato, dopo anche il Don Michele che è stato contento e come lo metti nella cappella del cimitero dove è stata derubata. Ecco. La cappella del cimitero va al dei Moars, no? Dei Moars, sì, esattamente. Lo metti in io, così sono anche fiero anche di aver fatto una roba che mi resta là, anche per tutta la comunità di Marian. Non è che parte una novità, no? Beh, hai fatto sempre qualche robot, ma non robe grandissime. Il Signore DVD mi ha dato un don, anzi di essere riuscito a farlo, perché non è facile, se non mi dava il don anche da man, praticamente lo fai noi. E allora com'è il prossimo lavoro che tu hai in preventivo? Ma come non è che fai tanti robe, ma comunque ogni tanto fai sempre altro. Ecco. Finisci in allenamento? No? Sì, perché c'è stato il mio collega, era un amico, Monassi, mi dice un artista non deve mai in pensione. Come non sai se è vero o no, ma però che lì era gli artisti, io non sono un artista di fame mondiale. Ecco. Comunque insomma si piace che per il bene pubblico. No, ma se riguarda Marian, che mi domanda in alfa, sono sempre serie di fare di bene, ecco. Anche a livello comunale, così, no? Alpins, donatori di sangue, robe così si può fare bene. Ecco. Se lei ha tutto prato, per curiosità. Ma il disegno del crocifisso è un cirbolo, no? Che è un derivato dell'abete, però le più si lo lavora, che cresce più che altri le rare, e cresce lì nel cadore. No? Se lo lavora bene, invece la croce è in rovere che è più
dura. Anche roba che... Sì, no, lì esclusivamente sgorbia, scarpelli e via, no? Tutta a mano. Don Michele, che è il parroco del Plevan di Marian, insomma, è una bella iniziativa per darsi tenere viva la comunità. Sì, una bellissima iniziativa e io non posso fare altro che ringraziare che è brava, che abbiamo questa passione e questa arte di lavorare lì, che a Marian sono un po' della vecchia scuola industriale che facevano tutti i robotti e noi sovino dalla loro opera perché tanti robotti da Glese di Marian è stata fatta proprio dal paese Passo Glese. Questo è il valore aggiunto che oltre al fatto pregevole e artistico è proprio un attaccamento e una soddisfazione per tutti di poter gioldi di queste robe che sono proprio messe a disposizione della comunità. Ecco, questa roba qua sarà dopo consegnata, noi in onda, senza in onda che sarà consegnata ai cimiteri, sì. Però insomma è una roba importante perché purtroppo qualche domo fosse il furbo, ma insomma la comunità ti risponde, no? Che ha bisogno. Esattamente, comunque là giunta dal cimiteri avviene messo l'allarme, quindi l'è in sicurezza, no? Però avviene veramente la soddisfazione di poter anche mettere in evidenza queste opere che sono veramente alc di pregevole dal punto di vista artistico e anche dal punto di vista affettivo e di fede. E quindi veramente merita sottolineare questi robis e che siano proprio a disposizione anche da generazioni che vigneranno, perché c'è esempi, no? Che si appassionino, si spera sempre, no? Che i giovani continuino un po' questa traccia che i vecchi si hanno lasciato. Ecco, noi abbiamo persone che hanno questa impronta così forte, così bella e così generosa e spontanea che veramente slarga il cuore. Allora Presidente, presenza secondo Blitz da giornate che stiamo facendo prima in Marian come si è spostato un momento a Corona per via di che fa i donatori di sangue. Una chiastinata per raccogliere per dare una mano che hanno bisogno. Sì, la castagnata è sempre stata fatta dai donatori di sangue. Per noi è sempre stato un grande successo della partecipazione della gente del comune di Mariano e di Corona e anche della gente esterna che abbiamo un grande piacere di ospitare tutti quanti. Ecco, Trosbez, come non si va a contare un paron, però chi pesca serve per dare una mano a chi che veramente un domani ha bisogno. Sì. Raccolta fondi per Giusto, una cosa giusta. Anche adesso noi stiamo raccogliendo anche dei soldi per il Tempio del Donatore. Stiamo facendo anche, perché anche loro hanno bisogno di ristrutturazione. Noi abbiamo il Tempio del Donatore e quindi è giusto che anche loro abbiano qualcosa. Hai veduto che la gente ha risposto bene, no? Di là da giornate di sorelle dal chiaro. Sì, tanta gente, tanti bambini hanno partecipato, persone anziane e quelli che non hanno potuto partecipare siamo andati a casa a portare 4 castagne alle signore anziane del paese nostro, di Mariano e anche qualcuno di Corona. Ecco, Corona si differenzia di Mariano perché è un po' distaccata, no? Però che invece di fare fieste serie, senza di dare una mano, organizzare, fare robe e si sono coinvolti, no? Beh, ma Corona è un paese un po' particolare, penso che lo conoscete. È un paese piccolo, ma vuole bene a tutti quanti, tutti i paesi vicini, e tutti vengono da noi quando facciamo le nostre feste. Prossime iniziative? Prossime iniziative, adesso noi come donatori abbiamo la cena sociale il 5 di novembre e dopo abbiamo il brûlé a Natale nella chiesa di Corona a mezzanotte e nella chiesa di Mariano. Facciamo anche questa iniziativa. Bene, allora come si dice in questo caso, complimenti e tanti auguri. Grazie a voi della presenza e grazie a tutti quanti. Ricordatevi che donare è vita. Americano non posso cantare, oh miei signori dovete scusare. Il cuore trema, mi sento turbare, questa sera canto in italiano. Il mondo gira tra buchi e spirù e tante cose non si usano più. Mo ti vedo del tempo che fu, sussurrare voglio piano pian. Sul mare luccica l'astro d'argento, dolce musica dell'Ottocento, quante cose fai sognare tu. Parole semplici, motivi facili, sotto il cielo di Sorrento, oggi cantano I love you.